Ungaretti non esisterebbe senza il Friuli Venezia Giulia, il suo esordio è venuto lì, il suo primo libro, Il Porto Sepolto, è tutto ambientato sul Carso durante la Prima Guerra Mondiale. Il suo esordio poetico è intimamente legato a questi luoghi, intimamente legato alla guerra e quindi ai luoghi dove la guerra si è svolta, in particolar modo alla zona attorno al Monte San Michele, attorno ad Oberdò, dove prestava servizio il suo reggimento. Quasi tutte le poesie del Porto Sepolto riguardano la guerra, hanno riferimenti bellici e fino ad arrivare a una poesia che non c'è in quella raccolta ma che è famosissima, la poesia più famosa di Ungaretti, Mattina, che nella prima stesura si chiamava Cielo e mare ed era leggermente diversa perché era m'illumino d'immenso con un breve moto di sguardo. Poi Ungaretti tagliò con un breve moto di sguardo e rimase solo il celeberrimo m'illumino d'immenso. Quando arrivarono in cima, gli italiani videro il mare e come i greci di Senofonte che urlarono Thalas, Thalas, così gli italiani urlarono mare, mare. E all'alba il sole che si solleva e illumina d'immenso la mattina. C'è un episodio che è avvenuto che è quello dell'albero degli ungheresi. Ungaretti data una poesia Vallone dell'albero isolato. Era un albero che faceva da riferimento sia per gli italiani sia per gli austriaci, però c'erano degli ungheresi là nella fattispecie e quando poi il reggimento tornò in patria tagliò questo albero e se lo portò in Ungheria. È diventato un simbolo, è esposto in un museo tutt'oggi e per gli ungheresi il nome di Doberdò è evocativo. Non parlano di Carso, parlano di Doberdò. A Sagrado c'è il Parco Ungaretti, vicino ai luoghi dove si combatteva, tra l'altro è stato inaugurato da Ungaretti nel 1966, nell'occasione del cinquantenario della battaglia che portò alla conquista del Monte San Michele e quindi ci sono ricordi legati a Ungaretti, ci sono i suoi versi e c'è anche, diciamocelo, una buonissima azienda vinicola e quindi si può poi brindare alla salute di Ungaretti.